live. Mamma mia. In diretta, no, ma non succede nulla, perché poi dire, le cose vengono anche registrate in diretta, ecco, quindi poi chiaramente viste, chiaramente natural durante. Comunque salutiamo anche quelli che ci seguono appunto in diretta. Questo è già un colpo d'occhio degli ultimi ritocchi, gli ultimi rinnovi qui allo Schomblick. Siamo praticamente ai piedi del Plan de Krones, che ha, vedevo qui nel monitor, a vari accessi. Quello che preferisco io è chiaramente questo qui a Riscone barra Brunico, ecco, barra Brunico, la città forse più nota. Riscone un po' meno, perché essendo proprio ai piedi del Plan de Corones, ma sono varie le località di questo altopiano, insomma, ecco, che tutto il mondo ci invidia, e che è stato anche reso noto, non so se in maniera positiva o negativa, comunque anche da Lorenzo Giovannotti, che si è esibito, insomma, in un concerto abbastanza unico, ecco, quindi una tantum ci sta, ecco, dai. Bene, quindi sono con la nuovissima direttrice. Ciao, buongiorno. Ecco, come vedete, giovanissima, sempre più giovani, ecco, e sempre più donne, ecco, quindi stanno aumentando queste quote rosa. Quindi se notavo per la festa della donna sono un po' di lamentele che i posti più importanti sono riservati agli uomini, no, ci liberiamo dai nostri impegni, ben volentieri facciamo dirigere tutto l'albergo appunto a Lena, ecco, Lena, bene, ci racconti un po' quindi di questo passaggio che c'è stato da poco, quindi è cambiata, diciamo, la proprietà, quindi c'era una sorta di enoteca con l'hotel con l'enoteca precedentemente, che ha ceduto a un gruppo già presente qui a Riscone, se non sbaglio, quelli dell'Hotel Majestic, dove lei ha lavorato già. No, sono sempre stata qua. Ah, lei era qui già presente, sì, quando io venni prima del Covid, ecco, tanto per capirci, nel 2019. No, dopo il Covid. No, diciamo che è arrivata. Il periodo dopo il Covid. Ecco, sì, durante, diciamo, perché ancora non possiamo, per scaramanzia, possiamo dire nulla. Quindi bene, quindi lei nasce qui, perché è giovanissima, chiaramente, insomma, le esperienze si iniziano. Unica. Ecco. Quindi bene. Quindi cosa avete ritoccato, visto che l'albergo si presenta molto bene, è come dire, come 4 stelle, è abbastanza modesto, nel senso che forse meriterebbe anche il 4S, se vogliamo. Poi, in un paio di anni, ecco, sì. penso che poi possa anche rimanere così, con qualche ritocco in più, anche essere tranquillamente un 5 stelle come tanti altri mi posso permettere, anche perché poi c'è questo appartamento, questa suite panoramica è veramente deliziosa, e via poi tutte le altre cose. Un albergo molto capiente, notavo, e molto frequentato, tra l'altro. Sì, molto. Quindi avete quante camere? Abbiamo in totale 58 stanze, sì, però da quest'estate diventeranno 65. Ah, ecco, quindi sì. Estate 2023 c'è un aumento, c'è un allargamento. Stanze, sì. Mi diceva qualcuno prima di incontrarla che quindi ci sarà anche una piscina esterna. Non questo anno, in futuro. in Quindi futuro, si prevede, sì. Perché poi, come abbiamo già visto in generale qui in Valpusteria, diciamo, c'è un po' la tendenza a rimanere dentro e magari da dentro uscire con le piscine, perché chiaramente siamo a una certa altezza e quindi non è come al mare, ecco, tanto per capirci, e quindi diciamo che questa cosa ancora molti sono un po' restii, ma dicevano che per esempio al Majestic c'è già, no? C'è già una piscina esterna, e già, ecco, quindi già glamour, no? In un certo senso, ecco, perché mi scandalizzano un po' le piscine in riva al mare, come al Lido di Venezia, l'Excelsior Lido, scandalizzano un po', però poi alla fine vedo che sono molto frequentate, anche perché, come dire, poi più contenute in un certo senso, quando poi c'è una spiaggia così immensa con i bungalow praticamente appunto in spiaggia come quella del Lido, così per farvi capire che, come dire, non la vedo male, insomma, una piscina di un albergo in prossimità del mare, anzi devo dire è molto di charme. Bene, quindi ecco, fra le novità cosa possiamo sottolineare ancora? Beh, allora noi sicuramente da quest'estate abbiamo poi anche una sala fitness,
e poi siccome non abbiamo ancora di una piscina esterna, abbiamo però Whirlpool outside. Whirlpool per Luca? Vasca idromassaggio. Ecco, quello vi dicevo che il più delle volte appunto si esce quindi in esterno, normalmente anche in pieno inverno col freddo, perché fa molto spa, ecco, quindi diciamo che l'effetto sauna è quello proprio fra il freddo e il caldo, quindi passare immediatamente da una situazione all'altra, o ti fai una doccia o esci appunto nell'idromassaggio in esterno e poi rientri magari nella sauna finlandese. Tra l'altro ne avete di due tipi, notavo, e sono, come dire, anche, visto che nei nuovi alberghi, come dire, le dimensioni sono un po' ristrette, diciamo che i nuovi alberghi mettono più a disposizione delle private spa, insomma, così un po' piccoline, insomma, in generale, ecco, magari qui da voi magari non è proprio così, però abbiamo notato che il servizio spa anche in tutta Italia, ma anche da altre parti, comunque è un servizio, certe volte è proprio per averlo, ecco, quindi siamo veramente a misure veramente piccole, mentre invece la vostra sauna finlandese finalmente, devo dire, è insomma, non dico che si può fare alla gettata, però devo dire 6 persone stanno veramente comode, quindi possono stare quindi nella parte bassa, se chiaramente non gradiscono l'alta temperatura, perché siamo a 95 gradi, ecco, quindi per la sauna finlandese. Poi eventualmente c'è quella diciamo un po' più leggera, ecco, meno calda, ma saranno una sessantina di gradi, immagino, nella via sauna. Esatto, c'è un bel bagno turco e un'ampia piscina con una zona anche quella rinnovata, no? E quindi diciamo anche quella, diciamo, glamour, perché il bello dello Schönblick, di cui non sappiamo la traduzione, Schönblick sarebbe? Bella vista. Ecco, bella vista. La caratteristica appunto che abbiamo questi ambienti classici del 1999, quando è nato appunto l'albergo, quindi sono veramente delle opere d'arte contemporanea, se vogliamo, recenti, perché stiamo parlando di poco più di 20 anni fa, e anche ad esempio il ristorante, buona parte del ristorante, almeno nel solito tavolo che ormai mi viene riservato, insomma sono venuto solo 2 volte, però c'è un tavolo nell'angolo, appunto in questo insomma, ristorante, se vogliamo, design minimal con la tovaglietta, però vedevo che poi ci sono sale ancora, come dire, stiube, no? Sì, esatto, è bello quindi questo sì, contrasto, sì. Quindi avere l'uno e l'altro sempre, devo dire, di grande charme. E quindi lei mi ha dato un po' la triste notizia che tutto comunque verrà chiaramente aggiornato, ecco, però un po' alla volta, ecco, il ristorante è già modernissimo, sì. Quindi ci mancherebbe, poi c'è questa cantina vista con tutte queste bottiglie, quindi c'è una carta, devo dire, molto interessante. Ahimè, purtroppo se ne andrà, mi dicono, in pensione il vostro chef, che era in attività da tantissimo tempo, penso dall'inizio qui. Dall'inizio, sì, da 30 anni. Ecco, quindi se ne sta andando in pensione nonostante la giovane età di 58 anni, che è chiaro sarà sostituito o ci sarà, come succede spesso, un avvicendamento, ecco, nella brigata. Ecco, non so se anche questo l'avete messo in conto. Anche questo, mi diceva che il 31 agosto ci saluta e quindi io spero di salutarlo magari durante l'estate, anche perché ci sono queste novità appunto in arrivo. Bene. E quindi fra le cose che mi vengono in mente, le differenze dall'altra volta, mi è sembrato che il vostro buffet degli antipasti, perché poi diciamo a tavola viene servito il primo, il secondo, perché siamo in Italia ancora, molto vicino al confine, però devo dire nella parte orientale del Tirolo, del Sud Tirolo, come dire, tendenzialmente si continua a parlare italiano fino a San Candido, si mantengono comunque un po' le caratteristiche italiane dell'antipasto primo, secondo, poi appena si varca il confine chiaramente entrée plat, come dicono i francesi, antipasto e quindi secondo che non riesci a capire poi se è un antipasto, un secondo, perché si assomigliano, la pasta ha una sua identità, può essere come nel mio caso ieri sera sono andato su un bis, non potendo scegliere, insomma non ce la facevo scegliere, quindi alla fine
abbiamo fatto 2 assaggi, un risotto e una tagliatella paglia e fieno, e così abbiamo appunto risolto il problema. Ecco, quindi diciamo si parte con la pasta, ecco, quindi diciamo che il giro è d'obbligo chiaramente degli antipasti, di tutta questa proposta, che mi sembra di ricordare che fosse una proposta molto leggera inizialmente. C'era diciamo questa opportunità di scegliere quasi esclusivamente delle verdure, delle insalate, piuttosto che tutto quello che poi notavo ieri sera, formaggi, una sorta proprio di carrello di formaggi a disposizione con i coltelli giusti, no? Giusto. Ecco, quelli proprio con scritto certe volte anche cheese, ecco, che quindi fanno capire insomma che per certi formaggi chiaramente ci vuole anche il coltello magari di Laiol, ecco, quello diciamo serramanico dei pellegrini in cammino per Santiago de Compostela, ecco, tanto per capirci. E quindi no, volevo capire se poi col vostro arrivo, con la nuova proprietà, poi questo antipasto, questo buffet degli antipasti è stato arricchito, è stato rinforzato. No, quello è già rimasto... Era già così? Sì, era già così. Del ristorante abbiamo cambiato nulla perché è buono com'è. Quindi ecco, avete mantenuto... Sì, ecco. Gli ospiti sono molto contenti con certo. la nostra cucina, e quindi certo. è tutto rimasto dalla cucina, dalla parte del ristorante, è rimasto tutto com'era. Ecco, anche perché è il cliente chiaramente sportivo, ecco, che frequenta chiaramente l'albergo e chiaramente approfitta della salita al Plan de Carones per poi scendere chiaramente con gli sci. Quindi diciamo che alle 7:30 praticamente, adesso io non sono arrivato a quell'ora, però poco dopo ho visto il ristorante delle colazioni era completo, nel senso che chiaramente chi fa sport si sveglia prestissimo la mattina, e quindi alle 7:30 diciamo è il clou, cosa che non si verifica da nessun'altra parte, se non veramente in un albergo praticamente, nonostante siamo apparentemente in pianura, nel senso che già Brunico e Riscone sono quanti metri? Quasi su 1000. Ecco, siamo già a 1000, però non sembra, nel senso che c'è tutta la Valspolsteria, questo altopiano che ti porta anche appunto in Austria senza fare appunto tutti questi passi che sono più tipici del Veneto, Trentino e Alto Adige, mentre qui diciamo dalla Germania, dall'Austria scende direttamente questo altopiano, devo dire molto comodo e piacevole, venendo dal Brennero piuttosto che dalla parte appunto austriaca, e quindi ecco, diciamo che è un albergo, anche se non sempre, di quelli che ultimamente sono stati creati proprio vicino agli impianti, cioè proprio quasi, come dire, più adatti ad essere aperti solo l'inverno, proprio si esce con gli sci praticamente, ecco, quindi dalla camera, quindi più o meno il vostro albergo, che può essere tranquillamente un hotel anche business, perché questa è anche un po' una zona commerciale, mi sembrate di vedere, no? E quindi diciamo siamo vicinissimi appunto a Brunico, che per quanto sia è proprio sulla strada principale della Valpusteria, a pochi chilometri dall'affollatissimo Brennero, e quindi ecco, devo dire, posizione strategica. Molto, anche per l'estate. Abbiamo anche in estate il Plan de Carones, dove si può fare downhill, tour in bicicletta, escursione. Certo, anche perché altrimenti non si sarebbe tenuto neanche il concerto di Giovanotti, che devo dire in un certo senso mi ha anche portato qui, perché non sapevo, cioè lo conoscevo di nome effettivamente, Plan de Carones, dici tanta roba, però cos'è fondamentalmente? Ci è voluto un po' di tempo, perché poi ho avuto modo anche di girarci attorno, perché scendendo poi da qui a Corvara, ad esempio, si gira attorno a questo Plan de Carones, poi se non vado errato c'è da una parte la Val di Funes, no? E poi dall'altra c'è quella di Fanes, e quindi si arriva anche a Cortina d'Ampezzo, quindi c'è tutto un mondo che poi magari con gli sci si collega, no? Ecco, e quindi si può veramente spaziare un po' come aveva fatto Cervinia, fra Zermatt e Cervinia, ecco, tanto per capirci c'è appunto un collegamento. Anche qui c'è una cosa del genere, che poi secondo me con i giochi che ci saranno invernali nel 2016, se non vado errato, sicuramente ci saranno immagino delle sinergie, nonostante l'Alto Adige sia stato, sembra, tagliato fuori, ma penso che essendo
comunque molti di questi posti sul confine col Veneto, piuttosto che la Lombardia, immagino che comunque sarete coinvolti ugualmente, immagino. Sì. Bene, bene, bene. Quindi ci racconti di altre cose. Beh, noi abbiamo il nuovo focus nostro è sullo sport e sull'attivo, quindi abbiamo anche quest'estate la prima volta un Active Guide che fa diverse escursioni con gli ospiti in bicicletta e anche a piedi. Va per esempio anche al lago di Braies, fa lì un bel giretto, così gli ospiti vedono anche il lago di Braies quando non c'è ancora tanta gente, che è un po' più tranquillo. Certo. Magari si fa anche una colazione lì al lago, oppure abbiamo anche potremmo anche andare su al Monte Specie per vedere le 3 cime, e queste cose vengono sempre guidate da lunedì a venerdì, e questo è il nostro nuovo focus, quindi sport e attivo. Poi quando la giornata è quasi finita si può ancora godersi la sauna. Ecco, quindi c'è la sauna che apre normalmente alle ore 15, almeno in questi giorni, nel periodo invernale. Non so se poi d'estate cambia qualcosa. Magari la durata è fino alle 8 di sera invece. Ecco, le 8 di sera, però è sempre comunque pomeridiana, invece un po' la giornata, diciamo, libera, e quindi il pranzo, come dire, poi avviene da altre parti. Qui comunque c'è quindi questa cena inclusa nella mezza pensione, e ci sono il buffet pomeridiano dalle 3:30 fino alle 5:30. Un buffet dolci, ecco, un buffet dolci che quindi poi viene servito qui al bar. Tra l'altro devo fare i complimenti a questa signora che arriva proprio anche lei quando apre la Spale 15, che è praticamente un acrobata del cappuccino, quindi riesce a fare anche proprio delle sculture con la schiuma, e quindi crea delle, non so se ha avuto modo di vederle, provare, che c'è tutta una serie di cose che tra l'altro filmeremo, è molto interessante, e quindi al di là chiaramente di tutta la serie di superalcolici disponibili, di cocktail, in questo appunto bar, e quindi bene. Poi immagino che nel vostro Deor, che prosegue poi con la bella stagione, vedo che è arredato in linea un po' con anche con l'interno, visto che questa è una zona appena anche rinnovata, mi sembra che siamo seduti molto probabilmente sulle nuove poltrone. Esatto. Ecco, sì. E quindi poi si prosegue quindi fuori, immagino che sigari, sigarette, eccetera, eccetera, chiaramente, senza bisogno di una sala sigari. Detto sinceramente, chiudersi in una sala sigari è sempre un po' così. Ecco, diciamo che poi la stagione, l'estate, chiaramente favorisce chiaramente anche questa cosa. Non mancano come dire, i superalcolici che si abbinano bene con sigari, in modo particolare ho visto una bottiglia di Armagnac, e quindi bene. E quindi insomma, ecco, quindi c'è un po' da imparare, perché effettivamente questa stagione estiva che in montagna funziona molto bene. Qualcuno mi diceva anche dalle parti di San Candido che quasi si lavora più d'estate, che è una cosa incredibile per alberghi di questo genere. Sì, qua devo ancora dire che la stagione invernale è molto molto bene, però quella in estate sta arrivando, e si migliora ogni quindi si allunga, ed è anche quella glamour, nel senso che anche i ristoranti gastronomici, mi dicevano, comunque operano anche nella fase estiva, quando in realtà a San Moritz piuttosto che Courchevel, come dire, o è tutto chiuso, o comunque certi servizi spariscono, ecco, no? Invece è bello che chiaramente si equilibrino in un certo senso. È chiaro che l'inverno secondo me è più glamour, in un certo senso, forse anche più costoso, nel senso che lo sci chiaramente non costa poco, ecco, quindi poi il freddo, il riscaldamento, chiaramente, insomma, anche quello sappiamo perfettamente con gli aumenti che ci sono stati, chiaramente l'inverno è chiaramente più diciamo impegnativo, diciamo, da parte del portafoglio, e d'estate però comunque avere una frequentazione, delle belle passeggiate, dei bei picnic, dei bei consigli del lago, eccetera eccetera, chiaramente mi sembra una cosa interessante che bisognerà chiaramente verificare, ecco, e quindi vi prometto di tornare appunto da queste parti. E altre cose sulla cucina?
Sulla cucina cosa potremmo dire? Avete mantenuto tutto? Abbiamo mantenuto tutto, abbiamo un buffet di dolci ogni martedì, abbiamo Ecco. un buffet tirolese, abbiamo un buffet di pesce. Quindi queste sono cose giornate, abbiamo- dicevo anche del mercoledì, nel video dicevo il mercoledì di wine and Speck and wine. speck and wine, ecco, quindi. E quindi il mercoledì, Sì. il martedì il buffet dei dolci. Il buffet dei dolci. Ecco, quindi non viene servito il dolce, ma c'è appunto a disposizione, oltre che gli antipasti di cui prima, quindi si aggiunge anche una serie, chiaramente che forse devo avere provato precedentemente. Ecco, molto probabilmente a me è capitato di beccare i dolci con forse meno antipasti, non so, una cosa del genere. Molto probabilmente ho beccato una serata così, ecco perché avevo un vago ricordo. E martedì dolci, mercoledì speck and wine. Giovedì abbiamo pane fatta in casa e venerdì abbiamo il nostro buffet di pesce. Ecco, venerdì chiaramente Che poi nel periodo anche molto. di Quaresima, prima della Pasqua, voi chiudete Pasqua finalmente. Noi chiudiamo dopo Pasqua, sì. Ecco, quindi dopo chiaramente questa pausa che c'è stata, anche la Pasqua l'anno scorso mi sembra un po' più alta, quindi come dire, più difficile da raggiungere. Diciamo che quest'anno invece sono in generale, devo dire, in Alto Adige tutti pronti comunque a tagliare il traguardo appunto del 9-10 mi sembra appunto di aprile, perché dopo si chiude, si riprende a maggio. Sì. Quindi una pausa appunto breve per ripartire, quindi siete quasi aperti tutto l'anno. Sì, come lei ha detto prima, l'estate si prolunga, certo, la stagione estiva si prolunga. Certo, poi anche questa volta, anche quest'anno la prima volta che il Plan de Corones, la funivia, apre già a maggio, a metà di maggio. Ecco, perché chiaramente la funivia è molto importante, perché ad esempio c'è un ristorante abbastanza noto di Norbert Niederkofler, visto che si parla quasi esclusivamente di lui, come dire che è frequentato solo di giorno, quindi non è aperto la sera proprio per questo problema. E il Plan de Corones non è un posto come ho visto dalle parti di San Candido, dove chiaramente ti vengono a prendere con il gatto delle nevi, ecco, quindi qui non si può privatizzare, perché chiaramente il Plan de Corones effettivamente è talmente bello anche da vedere che sei ai piedi, ma serve chiaramente un impianto appunto potente e che trasporta anche molte persone. E quindi se tutto qui dallo Schomblick, che vi dicevo, la traduzione abbiamo detto Bella Vista. Ecco qua, ecco, che non lo scrivete mai, non lo rivelate mai. Ecco. Come si pronuncia? Si pronuncia così Schomblick? Schomblick. Tendenzialmente perché c'è una O con 2 puntini, esatto, che quindi diventa O-E. Ecco, esatto. Ecco. Quindi lei è qui del posto, autoctona? Sì, ecco. Sono da Brunico. Sì, no, questo è lo stile delle donne di Brunico, come ci sono quelle più stile Monica Bellucci di Città di Castello. Città di Castello sono tutte Monica Bellucci, mentre lei sicuramente assomiglerà a un'attrice famosa, anche lei di queste parti. Che poi c'è un'attrice qui a Brunico, sicuramente, qui la battuta veramente ci sta, che è la moglie di Norbert Niederkofler. Ecco, quindi è bravissima attrice, non so se lei l'ha seguita appunto a teatro in lingua tedesca. Ecco, quindi per il pubblico chiaramente di lingua tedesca, da qui quindi verso l'Austria e la Germania, piuttosto che giù a sud, quindi tutto il resto dell'Italia che non è poca roba. E con questo divertissement noi vi salutiamo qui da Brunico, Riscone, Plan de Corones, Val Pusteria, Alto Adige, comunque Italia.